L'azienda agricola Feresin è situata nell'antico borgo rurale di San Quirino presso Cormons, nota come la città del vino e centro nevralgico delle zone DOC del Collio e dell'Isonzo, in uno scenario unico per le caratteristiche del terreno e del suo microclima. Metodi antichi di vinificazione e affinamento vengono reinterpretati e utilizzati per ottenere vini complessi e longevi. La passione per il vino, il legame tra la terra e la famiglia, la storia da tramandare. Feresin, il meglio del meglio. Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'ascolto, una puntata un po' particolare, quella di Mixed oggi, abbiamo anche i colombi che ci tengono d'occhio, le tortorelle, ma chiaramente parliamo subito con Renzo Cataruzzo e cui do il ben ritrovato. Ciao Partiamo a tutti. subito dal discorso di questione di cronaca, no? Come si dice Enzo, le opposizioni che vogliono avere a tutti i costi la presidenza della Commissione Sanità in Regione, cosa ne pensi? Ma penso che è un bel dibattito questo, perché da una parte l'amministrazione potrebbe anche tentare di dare la presidenza all'opposizione proprio per un controllo, per una trasparenza totale. Dall'altra parte mi rendo conto che Federica vuole tenere in mano questa grande opportunità di controllare anche la sua situazione, insomma, no? Questo è capibile. Però questo è il fatto del giorno, il fatto dove le opposizioni cercano di dire noi vogliamo controllare, vedere se il programma va avanti. Forse potrebbe configurarsi come una opposizione costruttiva, non lo so. Il dibattito è comunque interessante, questo potrebbe essere il fatto della settimana e penso che Federica saprà come uscirne, magari con una vicepresidenza magari alle opposizioni che comunque rispetta, ma che comunque sia, mi pare che hanno anche le professionalità per portare avanti questo discorso, quindi insomma potrebbe essere fattibile. Senti, sembra che un po' i mal di pancia iniziali siano passati, no? Da parte di qualcuno, anche all'interno della maggioranza. Beh, Almeno insomma, così sembra al sia momento, della Trieste. ma al momento sì, perché è vero che la vittoria cementa, quindi qualcuno dovrà anche accontentarsi di quello che passa al convento, tra virgolette, e naturalmente sappiamo che dopo 2 anni e mezzo c'è il check-up di metà mandato, magari in quella situazione ci saranno molte distribuzioni di posti, no? Compreso magari qualche turnover anche in giunta, perché si parla che qualche pezzo 90 potrebbe prendere qualche presidenza di livello, ecco, insomma bisogna vedere come vanno le cose, ecco, perché è chiaro che adesso Federica, che ha fatto molto bene a chiedere di essere ascoltato sui tavoli nazionali per quanto riguarda la riforma e la riforma presidenziale, io penso che va di pari passo con quello dell'autonomia. È un momento topico, è un momento che il Friuli Venezia Giulia ha le carte in regola, soprattutto ha il coordinatore diciamo nazionale delle regioni d'Italia, e questa è una carta da spendere in maniera proprio direi quasi unica, ecco, in sostanza. Certo. Senti, facciamo un attimo un passo verso Roma, no? Questo incontro settimanale tra la Schlein e la Meloni sulle riforme istituzionali. No, no, sì, sì, no, no. Sembra quasi tornare ai tempi di, come si chiamava, di Pasolini, ai tempi dei famosi cabarettisti romani. Sì, però io penso questo. Petrolini. Petrolini, esatto, cioè non si può strumentalizzare. Sapevano tutti che nel programma della Meloni e del centrodestra c'era questo tema che non può essere sbandierato come dire ma parliamo del presidenzialismo per occultare tutti i problemi che ha l'Italia. Sono 2 binari diversi, insomma, no? Quindi dire no, oppure strumentalizzare il problema diventa un boomerang anche per le opposizioni che dovrebbero sedersi, vedere, confrontare, programmare e magari trovare una sintesi, perché no, sul premierato. Naturalmente è evidente che qui giocano anche le regioni, ecco perché dicevo che Federica ha fatto bene a entrare sul tavolo o a chiedere di entrare sul tavolo, penso gli verrà data l'occasione per poter ridisegnare un po' l'autonomia, e chissà che magari qualche forma di autonomia più larga per noi sia dietro l'angolo. Questo sarebbe una bella cosa, sarebbe un check and balance, no? È evidente che poi sullo sfondo c'è anche la Presidenza della Repubblica, che io penso sia giusto non toccarla, perché comunque noi dobbiamo avere un punto di riferimento, diciamo così, super partes. Possiamo dire una via di mezzo alla francese, ma al contrario. O al contrario, sì, potrebbe essere, sì. Una via italiana, insomma. La solita via italiana, esatto. No? Che fa bene sempre. Esatto, noi siamo antesignani su tutto.
Senti invece, per quanto riguarda invece la manifestazione che si è svolta sabato da parte dei sindacati, in particolare abbiamo visto più che altro la CGIL, no? Battere il pugno, mentre CISL e WIL sono sempre un po'... Beh, sono sempre filogovernativi alla fine, no? Specialmente la CISL. Giustamente io condivido quello che fa la CISL perché dice andiamo a vedere cosa succede, insomma. No? Poi abbiamo visto anche l'altra volta con il Job Act di Renzi, no? Sono state date questi 80 euro. Io penso che i soldi dati in busta paga non torneranno indietro perché sarebbe veramente un boomerang, quindi lei lo sa, e sa il governo, sa il ministro anche del lavoro, che troveranno i soldi, quei 10 miliardi, quello che serviranno per poter continuare questa pratica dello sgravio fiscale. No? Sì, non andrei a... È chiaro che i sindacati in questo momento sono rimasti un po' spiazzati perché non sono stati portati al tavolo e perché questo governo dice io ti propongo, tu mi dici cosa fare. Cioè i tempi della concertazione sono lontani perché il centrodestra ha posto un altro paradigma, insomma, ecco. Quindi non so se le manifestazioni di piazza possono contare ancora molto. Io penso che i sindacati dovrebbero fare una proposta alternativa e lì allora si giocano non solo la leadership, ma potrebbero stanare il governo. Certo. Senti, adesso torniamo in Friuli e dunque parliamo di insomma, Udine, e chiaramente dobbiamo parlare di Udine, no? C'è stato In un clima un veramente particolare, eccezionale, no? sì, che la donata alpina sta permeando un po' tutto. Certo, senti, c'è stato il primo consiglio comunale, ci sono state chiaramente già le nomine in giunta, ma qualche mal di pancia, Sì. qualche diciamo, passaggio tipo melodramma si è assistito, no? Beh, più che altro io penso che siano dei mal di pancia all'interno del partito di maggioranza, quindi all'interno del PD e della sinistra in particolare, perché ci sono le correnti e tutti vogliono essere rappresentati e forse magari qualcuno era scomodo e quindi l'hanno fatto accomodare, diciamo così, tra i banchi, ecco, in sostanza. Niente di nuovo, succede sempre nelle grandi amministrazioni, nelle grandi performance, è successo anche a Fontanini, per dire la verità, qualcuno è rimasto fuori, quindi ci toccherà la carta e vediamo, insomma, questi nuovi assessori faranno una nobilità. Io penso che un assessore che comunque ha già il suo curriculum, il suo pedigree, è il vice sindaco che penso che sarà intenzionato alla scalata prossima, insomma, quindi Certo. sarà molto attivo, molto attivo. Bene Enzo, direi che per oggi possiamo chiudere qui perché ne abbiamo messo tanta carne al fuoco per quanto riguarda l'appuntamento di Mix e diamo lo stesso appuntamento alla prossima settimana. Naturalmente diciamo ora, così, da alpino dico buona adunata a tutti. Bene, io da carabiniere dico buona adunata lo stesso anche a voi. Perfetto. Mandi. Mandi.